lo scopriremo, molte cose non sappiamo di loro, a Certo. parte il nome, l'età e i rapporti di parentela non sappiamo altro, infatti si chiedeva anche se hanno bisogno di essere vaccinati, se hanno bisogno di accudimenti particolari, i bambini che vanno a scuola, dobbiamo ancora capire esattamente con quali problemi dovremo confrontarci. Potrebbero aver bisogno di cure mediche particolari, di essere vaccinati, potrebbero dover andare a scuola, come poter essere avviati ad un'esperienza lavorativa. Sono ancora tanti i nodi da sciogliere nella gestione dell'accoglienza dei 21 profughi afghani destinati alla Marca sui 100 arrivati in Veneto. Si è concluso nel pomeriggio di oggi il vertice in prefettura che ha riunito tutti i soggetti che saranno coinvolti in questa accoglienza. Assindustria, che ha messo a disposizione 2 appartamenti di sua proprietà a Roncade e Casier, e i rispettivi sindaci dei comuni interessati, Caritas di Treviso e Vittorio Veneto, che ospiteranno altrettante famiglie a loro spese nelle loro strutture, ANCI con il sindaco Mario Conte, Croce Rossa e la presidente della conferenza dei sindaci Paola Roma. La certezza più importante però è che i 4 nuclei familiari avranno una casa e protezione nella Marca. Dovrebbero arrivare domani i primi 4 nuclei. Adesso per esempio c'è un nucleo familiare importante, 7 persone, probabilmente ASO lo sta valutando se trovare appunto un appartamento che possa ospitarli tutti. La prima settimana le famiglie saranno allocate alla caserma Serena, poi il trasferimento. Un vertice che si è occupato della prima emergenza, a cui però potrebbero seguirne altri. È stato anche auspicato un ampliamento sempre per questa target di, diciamo così, di richiedenti asilo, quindi nuclei familiari anche dell'accoglienza nel sistema SAI che è gestito dai comuni, in particolare abbiamo Treviso e anche Asolo. E, insomma, i comuni stanno riflettendo su questa possibilità. Siamo in sofferenza con la famosa forma di accoglienza dell'accoglienza diffusa che è stata di fatto negli anni venuta meno, e c'è stata una risposta direi molto positiva